una strada legislativa che mal si coniuga con la necessità di rispettare l'antica specialità, che per la ipotesi all'interno modifica del consideramento della Repubblica in senso federale. In un crescente estanagonismo, le regioni ordinarie rivendicano una loro peculiarità e una maggiore sfera di poteri, avvantaggiati dalle procedure di ampliamento dei loro poteri con leggi ordinarie. Non è paradossale affermare che su questo fronte le regioni speciali hanno subito una involuzione. La prontezza richiesta per dotare le autonomie regionali di strumenti adeguati alle nuove funzioni assunte subisce un freno nel momento in cui si procede a una revisione di statuti speciali, in quanto discendono da una norma supranaturale, la capitale informa, ma deve quindi essere profondamente nei rapporti e negli equilibri oggi esistenti per dotare la nostra isola di una piccola personalità statuale che la ponga a riparo da qualsiasi eventuale misura di involuzione della propria specialità. In questa fase storica l'isola deve rivendicare una cresciuta personalità giuridica, fondata sulla profonda consapevolezza che l'autonoma determinazione è l'unico strumento che può creare all'interno del nostro ordinamento statale le migliori condizioni affinché una regione insulare come la nostra possa recuperare i ritardi infrastrutturali che derivano dalla sua particolare posizione geografica. Però questo ovviamente il moderno e giudiziario strumento di governo che consenta l'esercizio di maggiori ambiti di potere. Una Carta della Sardegna che nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione si è ispirata all'autogoverno dei popoli garantito dal diritto internazionale per arrivare a livelli più alti di autonomia raggiunti dalle regioni e dalle nazioni europee del trattato. Agli scettici che ancora oggi dubitano sulla necessità di ammodernare lo statuto, vorrei dire che un popolo senza lavoro non sarà mai un popolo libero, in quanto sarà sempre dipendente dalla volontà alla quale solitariamente la crescita professionale vogliamo costruire e realizzare, non subirle. I posti di lavoro dei sardi vanno difesi in Sardegna e non a Roma. Non esiste terra che non dia più frutti e quando ciò avviene è solo per l'incapacità dell'uomo di saperli cogliere. Ma se tali opportunità ci vengono negate perché non abbiamo la gestione diretta dei nostri beni, allora è ancora peggio. Per questo invochiamo il riconoscimento dell'autonoma determinazione per governare da sardi per i sardi. Una riscrittura dello statuto non può e non deve quindi limitarsi a una semplice perifrasi di quello esistente, cioè riformare le statuti potrebbe di nuove vecchie, creando così maggiori problemi di quanti già attualmente esistono. Sulla base degli indirizzi emersi in tutti questi anni di autonomia incompiuta, affiora l'esigenza che la nostra Carta fondamentale contenga almeno 3 linee direttrici, che affermino, primo, la necessità che la Sardegna si costituisca in regione autonoma, con l'attribuzione di tutti i poteri, ad eccezione di quelli di ordine federale, relativi per esempio alla difesa, alla giustizia e ai rapporti diplomatici. Secondo, la necessità che tutti i rapporti tra la Sardegna, lo Stato centrale e l'Unione Europea ispirino al principio secondo il quale tutti i poteri hanno pari necessità e pari votati, quanto nazionale la che ha conosciuto la possibilità di riformare la propria Carta fondamentale nel rispetto certo del patto con lo Stato e con l'Europa, ma anche del suo diritto di scegliere in che modo essere parte della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. Va inoltre riconosciuta una personalità giuridica all'esecutivo regionale per fare sì che il Presidente della Regione possa partecipare alle assise europee nelle delegazioni ministeriali. Vorrei spendere ancora qualche parola sull'Europa, perché l'orizzonte europeo descrive la nuova frontiera dell'autonomismo Stato del terzo millennio. La costruzione dell'Unione Europea rappresenta un capolavoro politico e diplomatico di integrazione di diverse entità sovrastatuali, attraverso il dialogo e la cooperatività. Affrontare la normativa comunitaria è stato semplicemente sviluppando all'interno dell'Unione il disegno di un'Europa formata da popoli e nazioni. L'antico sogno di un padre del statismo, Camillo Bellieri, che propugnava gli Stati Uniti d'Europa, formati dalle nazioni e dai popoli europei, si sta realizzando.
Ciò deve indurre a un'attenta riflessione e a una conseguente presa di coscienza. Nella nostra opera riformatrice per riscrivere il patto costituzionale sulla Repubblica commetteremo un tragico errore se ci limitassimo a una circoscritta visione italianista delle problematiche. La nostra azione di riforma deve contenere un respiro europeo per collocare adeguatamente l'isola nella più vasta classe ordinamentale che molti europei, ovviamente, in Italia, delle case, passeranno attraverso i finanziamenti europei dei fondi per le politiche di coesione socio-economica. Amici, non è un compito facile quello che ci attende. Per questo lo sforzo richiesto deve essere davvero straordinariamente unitario. Solo in questo modo potremo vincere la sfida per il diritto all'autogoverno dei Stati, per guidare e regolare il nostro vita collettivo e rappresentare la nostra identità etno-nazionale anche nel più vasto scenario europeo. I tempi sono maturi, non possiamo dilungarci oltre, è già iniziato il conto alla rovescia. Qualunque siano le forme di partecipazione che decidono la fase scapolita di revisione della nostra norma popolare, bisogna tenere presente, come diceva prima il segretario Mese, che l'iter per le modifiche della parte costituzionale dello Statuto Stato non sarà breve. Partendo già oggi è ragionevole pensare che occorrano non meno di 3 anni perché veda la luce. L'iter legislativo per la revisione costituzionale del nostro Statuto prevede un percorso assai articolato e complesso. Poi, approvato lo Statuto, si innescano passaggi legislativi obbligatori per completare la riforma. In primis la riforma del titolo terzo, che è fatta nel decreto del Parlamento. Quindi la statutaria approvata con procedura rinforzata e per finire andrà riformata la legge numero 1 del 1977 per imporre un nuovo e più aderente modello organizzativo della Regione Sarda. Il tempo fugge. Permettetemi di invitarvi a guardare la nostra istituzione parlamentare con la considerazione che deriva dall'essere la casa comune dei Stati. Un baluardo sempre vecchio a difesa delle prerogative dei Stati, dove le più intime aspirazioni del nostro popolo devono trovare accoglienza e partecipazione. Trasformare nel Consiglio dei partecipanti in una corale del popolo al totale ripartimento del percorso di revisione costituzionale della nostra Carta di autonomia speciale. A monte dovrà verificarsi un'amplissima quanto straordinaria mobilitazione corale del popolo che si muova spiritualmente e moralmente unito verso il proprio destino. Una sintesi unitaria che veda coinvolti consiglieri regionali, parlamentari, partiti, sindacati, associazioni, i quali nelle diverse istanze decisionali, convergendo verso il Parlamento dei Stati, favoriscano in tempi prestissimi il varo di una proposta di revisione costituzionale da portare entro l'anno all'attenzione del Parlamento italiano. Se davvero ci crediamo, questa chiama a essere la nostra priorità per la politica di Stati, per sempre e tutti i nostri istituzioni, per dare in Stato un nuovo motivo di orgoglio verso una così rinnovata classe dirigente, capace di assumersi insieme la responsabilità di guidare il destino della Sardegna attraverso una via sarda al federalismo. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo fallire in questa missione, per consentire ai sardi di guardare al domani con rinnovata speranza e di guadagnare quella fiducia che sembra ormai perduta nella propria classe dirigente. Grazie.